canto numero 225. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nei cuori l'attesa e raccogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato. Nel corpo per potenza di Spirito Santo. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre, con i fratelli e sorelle, siamo alla terza domenica di Avvento. Siamo ormai. Dio si fa Emanuele, Dio per noi, Dio con noi. Ciascuno è invitato a riconoscere Gesù, il dono del Padre, colui che ci porta riconciliazione e salvezza. Con l'incarnazione del Figlio, il Padre dona a tutti, all'intera umanità, il perdono e la gioia della redenzione. Accogliamo questo invito della liturgia per celebrare degnamente insieme. Chiediamo al Padre che ci doni come chiediamo sempre il suo perdono. Signore dei Chieri eleison, Cristo, rifugio dei deboli, Cristo eleison, Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia. Perché viviamo la gioia, l'attesa del Salvatore. Di regno condita Spirito Santo per tutti i secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli, poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. L'anima mia esulta nel mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, per quello ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Anima e corpo si conservi irreprensibile, venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama, egli farà tutto questo. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Che poi rispose loro che ci hanno mandato: che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come dice il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il legaccio del sandalo. Questo avvenne a Betania, al di là del Giordano, passando. Miei fratelli e sorelle, il tema di questa domenica è la gioia per la prossimità del grande mistero del Natale. Gaudete, rallegratevi, è questo il nome di questa domenica terza di Avvento. Rallegratevi nel Signore. Con entusiasmo insolito Paolo scrive così ai Filippesi: rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino, il Signore. La ragione unica di questa nostra gioia, Lui viene a modificare situazioni di povertà, viene a liberarci dal male che ci inquieta, a farci gustare l'ebbrezza dell'amore di Dio che si dona pienamente nel mistero del Natale. La nostra gioia è Lui, Messia Gesù, il Redentore, il Figlio di Dio fatto uomo per noi. Lui ha assunto tutto quello che noi abbiamo per modificarlo, per ridare grandezza alla nostra natura umana, umiliata, impoverita, avvilita dal peccato. Già la prima lettura di Isaia dà ragione di questa gioia della Chiesa. Mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza. È sempre Lui, Signore che salva, la ragione vera della nostra gioia. Però se vogliamo meritare questa gioia bisogna questo Gesù e fare spazio per Lui nella nostra vita. Questa
dimensione gioiosa del nostro vivere cristiano, che ha la sua radice nella fede in Gesù, nella nostra familiarità con Lui, dovrebbe essere oggetto di testimonianza permanente nella nostra vita di credenti di fronte a un mondo apparentemente felice, ma è felice, un mondo che ride volentieri, solo è triste, triste che cerca la felicità nelle povere cose tanto precarie che troviamo sul mercato. L'unica vera terapia per rigenerare questa nostra umanità povera sarebbe una cristoterapia. Cristoterapia. Cosa vogliamo dire con questa parola? Un incontro vero col Cristo Gesù, il Messia Salvatore, l'amico dell'uomo, la vera gioia del Padre. E questa è la nostra fede. Anni che abbiamo letto la testimonianza robusta, vigorosa del Lui venne un uomo da Dio, suo nome era Giovanni, lui venne per dare testimonianza della luce che stava arrivando, perché tutti credessero per mezzo di lui, ma lui non era la luce, ma doveva dare testimonianza. Verso la fine del primo secolo cristiano, quando l'Evangelista Giovanni scrive il suo Vangelo, c'erano molti ancora che si dicevano discepoli del Battista e non avevano ancora incontrato Gesù. E il Battista, con piena consapevolezza, ha ragione della missione sia, perché lui, la luce vera, illumina, come dichiara Giovanni nel prologo, ma anche Giovanni Battista non fu bene accolto e ben creduto. Difatti da Gerusalemme arriva un'ambasciata di giudei che cercano di conoscere chi è questo Giovanni, chi sei, gli dicono Cristo, sei Elia, sei il penso da Mosè. Poi la risposta a coloro che ci hanno mandato e Giovanni dà una risposta che dovrebbe essere sufficiente per guardare. Io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore. Lui sta per la sua missione. Lui è la voce che grida, lui è la voce che annuncia il Messia che sta per venire. Ma questa gente venuta da lontano per sapere tante cose di lui, gli chiedono, ma se non sei il Cristo, perché battezzi? Io, dice Giovanni, battezzo con acqua, è un battesimo provvisorio, ma in mezzo a voi c'è uno che non conoscete, lui vi battezzerà nello Spirito Santo. A lui io non sono degno di sciogliere neppure i legacci dei sandali.
nella sua umiltà grande. Giovanni riconosce la sua indegnità e indica a tutti coloro che l'ascoltano. In questo c'è tutto il messaggio di Giovanni, un richiamo a non confondere le persone, non considerare Messia chi non lo è. C'è il pericolo del vero Messia di non saperlo riconoscere e di non accoglierlo. Da secoli Israele ha atteso la venuta del Messia, eppure che cosa è avvenuto? Quando lui è avvenuto non l'ha riconosciuto, addirittura, dice Giovanni, l'ha rifiutato, ed è questo il guaio di Israele. Eppure quello era il Messia vero, il dono immenso, incommensurabile, di cui avevamo bisogno, il mondo intero ha bisogno. Allora, fratelli miei, di fronte a questi pochi giorni che ci rimangono per celebrare, chiediamo al Padre che questo nostro incontro con Lui sia un incontro benedetto. Lui ci regali la gioia di sentirci là dentro, interiormente rinnovati, con quella gioia che tutti chiediamo, perché manca la pace che Lui solo, con una gratuità che a tutti coloro che con sincerità lo cercano e gli vogliono bene. In luogo del credo facciamo la nostra professione di fede con le promesse battesimali. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate alle cause di ogni peccato. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, unico Figlio nostro, che da Maria sepolto è risuscitato dai morti, e del Padre, Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del Signore Gesù, che ci ha liberati dal male, nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, in questa tappa del cammino di Avvento in cui siamo chiamati a gioire nel Signore, apriamo a Lui il nostro cuore, diciamo insieme: vieni Gesù, nostra gioia. Per la Chiesa, perché via la sua mondo, che è indicare e testimoniare Cristo
luce vera che illumina ogni uomo, preghiamo. Per i responsabili delle nazioni, perché liberi da ogni interesse collaborino attivamente a promuovere i valori della vita, della giustizia e della pace, preghiamo. Per quanti sono immersi nelle oscurità di un mondo lacerato dalla guerra, perché la luce della speranza risplenda più luminosa del buio della notte di questo tempo, preghiamo. Per i missionari del Vangelo, del nostro, siano voci con coraggio gioioso di Dio nella nostra storia. Non attesa alle nostre mani e ai nostri cuori, perché accogliendolo diventiamo luce per i fratelli. Preghiamo. O Padre che sempre ci visiti con la tua grazia, fa che ci affidiamo unicamente a te, perché niente possa smentire la nostra speranza e toglierci la nostra gioia. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo avanti per noi, cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, sorelle, perché questa nostra, nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, veramente giusta nostra doverezza, sempre in ogni luogo, Padre Santo, Dio Onnipotente, Eterno. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese, lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni
proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli santi e alla moltitudine dei cori celesti, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, Santo è Dio. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito. Noi con santa passione presi il pane, grazie. So, lo discepoli, prende, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice per l'alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Grande memoria, risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. La tua Chiesa diffusa su tutta la terra è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore questa tua comunione con il Cristo, i presbiteri, diaconi, persone, frate. Ricordati e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, ricordati del tuo alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, e onore e gloria per ci ha insegnato, preghiamo insieme. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo che hai detto vi lascio la pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che il mondo da cena. Santo di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 118. Dal cielo vieni e salvi Cristo. Ecco viene il Signore e in quel giorno brillerà una grande luce. Dai monti stillerà dolcezza, dalle colline scorrerà latte e miele. Verrà un grande profeta ed egli rinnoverà. Vieni e salvaci, o Cristo Redentore.
è vicino il Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Con grande illumini gli occhi dei suoi servi. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. Alla venuta del grande Re purifichiamo i nostri cuori per camminare nella giustizia incontro a Lui. Ecco viene il Signore, darci nella pace. Dal cielo vieni e salvaci, Redentore. Andiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato
spero sì, alcuni abiti la Santa Messa del farà coro Sigueris Cherinon e da un coro croato di Pola. Il 21 dicembre, terzo giovedì del mese, l'adorazione eucaristica sarà celebrata, come sempre, alle ore 17. Il Messus accompagna la novena di Natale nelle varie parrocchie. Noi qui, Santuario, avremo il Vespero con adorazione eucaristica e una riflessione quotidiana. Il Vespero solenne domenica 17 dicembre 17. Gli altri giorni celebrato alle ore 18. Deve essere celebrata seduta alle ore 5, racconto di un biografo di San Francesco che ci racconta l'istituzione del presepio, le Sante Messe di Natale, Santo Stefano, voi vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Venite, andiamo in pace e buona domenica. Non dimentichiamo che il Natale è vicino. Il 262. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni lodate